Giornata importante nella sede della Protezione Civile a Palmanova, quella dell'Open Day della Centrale Unica di Risposta NUE 112 che si svolge in tutta Italia. Servizio attivo in Friuli Venezia Giulia da marzo 2017, terza regione italiana ad avviarlo dopo Lombardia e Roma Capitale. La centrale gestisce in modo centralizzato tutte le chiamate di emergenza, comprese quelle effettuate da persone sorde grazie a un servizio dedicato gestito dal Piemonte. È garantito il supporto di interpreti in 17 lingue. La struttura di Palmanova opera in collegamento con una centrale gemella di Brescia, pronta a ricevere automaticamente tutte le chiamate in caso di saturazione delle linee, garantendo continuità del servizio. La tecnologia è una frontiera che non si ferma mai, sarebbero nemmeno immaginabili le soluzioni che oggi vengono garantite per cercare di rendere sempre più precise le attività di soccorso, di raccolta delle informazioni e dei dati necessari per individuare la localizzazione dei fenomeni che possono capitare. Questo anche distinguendo le chiamate d'emergenza che hanno a che fare propriamente con l'emergenza, mentre molte altre stiamo parlando di un rapporto di circa metà. E poi il capitale umano, sicuramente la competenza dei nostri operatori di protezione civile, ma quelli del sistema sanitario, quelli della sicurezza, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, tutti coloro che fanno un lavoro difficile, fanno un lavoro delicato, su loro pesa la fatica, la tensione, anche in un momento storico non semplice, di legittime risposte, a volte anche con toni fuori luogo, quindi anche su questo deve andare la nostra attenzione, la nostra gratitudine nei confronti di tutti quegli operatori che mettono a disposizione le loro competenze, i loro talenti. Nel 2025 il NUE 112 del Friuli Venezia Giulia ha gestito 630.537 chiamate, di cui quasi la metà filtrate e bloccate perché inappropriate. Circa un quarto delle chiamate riguarda il soccorso sanitario. La risposta avviene entro il primo squillo. La gestione complessiva di una chiamata avviene mediamente in 40 secondi. Quelle sanitarie richiedono tempi più lunghi per la complessità delle informazioni da raccogliere.